Ma torniamo al nostro futuro. Io ho una visione per la mia e per la nostra Verona del 2020. Una Verona in rete, una Verona per i giovani e una Verona coraggiosa. Ma la nostra visione ha una premessa su cui dobbiamo essere tutti d'accordo, senza tentennamenti o equivoci. Ogni Paese ha bisogno di un motore per lo sviluppo e il motore per lo sviluppo è e sarà ancora a lungo la produzione industriale. Noi imprenditori vogliamo essere messi in condizione di liberare la grande energia che c'è nelle nostre imprese. Ci attira molto il Presidente del Consiglio quando, per esempio, si riferisce alla possibilità di costituire un'azienda in 24 ore. Aspettiamo con ansia di poterlo verificare sul campo. E ci attira molto anche il nostro Ministro Tremonti quando finalmente ci dice che metterà mano alla riforma fiscale. Ci attira molto meno quando non ci dice la data da cui partirà questa nuova riforma fiscale. Insomma, noi vogliamo essere lasciati liberi di fare quello che fanno i nostri colleghi europei. Noi vogliamo che la pubblica amministrazione possa abbandonare la logica ormai secolare di prescrivere ciò che si deve fare ed abbia invece la logica moderna di limitarsi a vietare quello che non si deve fare. Molti dei commentatori e dei politici chiamano queste le grandi riforme. Noi pensiamo semplicemente che queste siano le condizioni per avere una crescita più forte, per creare e diffondere benessere e nella convinzione che questo serva anche a valorizzare le persone. Ed è per questo che noi pensiamo di avere il diritto di parlare di rete, di parlare di giovani e di parlare di coraggio.